Eccomi qua, Vitei. Ancora riporto alle cascate de Stanghe, prima di Racines, che è un paesino che si chiama Stanghe, dove è questo monumento naturale delle cascate de Stanghe. E con me, come al solito, che è il solito Mochi e che è anche Antonio. Amanti della natura ai tempi dei Covid. Ecco, queste erano le cascate de Stanghe, bellissima passeggiata, l'ingresso si paga e costa 5 euro, ma vale la pena perché ha delle strutture, dei ponti, delle scalinate che è molto bene. Domanda al Mochi, che lei è istruttore cinofilo, secondo te è una passeggiata adatta ai cani? No. No, perché? No, perché anche dei tratti dove anche dei scalini un po' pericolosi, tipo con le griglie, dei busi, tra virgolette, lo scalino non è mia affatto, siamo a larghezza che si può camminare tranquillamente insieme, per cui secondo me non è mia adatto per i cani, dal mio punto di vista. Dopo. E invece Antonio, che è papà di una butelletta di 20 mesi. 20 mesi, secondo te l'ho data a butelletti? Sì, se te la porti a spalle sì, se no lascia stare. Beh, ma da quanti anni potresti portarla? Dai 4-5 anni circa. Perfetto. Allora Utei, per ancora è tutto, alla prossima gita e ricordive è il detto degli amanti della natura, lasciare solo peste e torsù solo sgauie. Ciao, alla prossima!